salute a tutti. Facciamo un viaggio virtuale sul territorio di Russi. Noi si tregano come, abbiamo scritto un libro con Paisa Zente, e noi che pensa su chi nos ha accompagnato sul territorio, un cazziatore, a voi dare che sono cazziatore che bettano sul muro, so fare danno, sa serva il bocchi di sta selvagina, fa che ne pensa a Deus, però in questo caso nos ha aggiunto sul territorio, nos ha fatto vedere tutto sul monumento, so chi sono i Russi. E c'è Antonio Maria Cocchi, no? Che da questa fotografia, se che vedete, invece è un fotografo sempre di Russi che si narra la Ciccio Solinas. E compare da voi altri scrittori di Russi, abbiamo fatto un volume, ma non è da più di 400 pagine, lende dai suoi origini e piazzamento a Sabieno. Cauite i Russi noi siamo sul monumento, in noi potremmo fare un viaggio virtuale, storia, dai sul Neolitico fino a Saore e la possiamo vedere come. Tanto sul territorio, come vedete, se non è una moneta, è appena 30 km sul quadrato, chi però vada, chi ne vede, quasi 6.000 abitanti, se un territorio come minore, quindi il territorio è pieno di benas e di montanas perennes, è un territorio calcario, e però noi siamo usati in ogni luogo, come in altri video che inizialmente a corso cade una fontana e tutto durante il territorio tutto quanto che non è fontana. Però tanto in Ebessaba è sempre stata saponita. Andiamo dai superiori di Neolitico, dai 6.000 anni in alti dei Cristo, inizialmente sono 3.200 anni. E questa sono, come te vedete, è una domus degli Anas e una sono tumbas a parte intro della domus degli Anas, come te sono strutturate. Tutto domus degli Anas appena rivagliata in sarocca calcarea e come diciamo la domus degli Anas viene fatta da chi è ordinario che ha fatto rivagliare sarocca di voi che è tempus e homines. Questa è la domus degli Anas di Torlongo, sai che il fatto che è innanzi è proprio a parte intro di questa domus degli Anas. Questo è il subordinatore del Domus degli Anas. È bella vera, e là sono più quasi intro saibia, sappiamo sono proprio fraigadas appena sopra di questa Domus degli Anas. Questo è sempre noedale che stiamo risulta, è sempre una necropoli, un parizia al Domus degli Anas, come te vedete, sino che abbiamo scritto su questa camera satellite del San Domus del superiore neolitico, come te voi. Porta sinastro, un pilastro, e sono loro sono autonomie. Casa Domus degli Anas, come ti chiede, funi precisa a San Domus reale, cioè quando paghiano una tomba la paghiano quasi precisa, utilizzante a San Domus in cui è esattamente italiana. E quindi San Domus vivono sul pilastro, come te vivono di Sinove, e vivono sul logo, sul settinoso, vivono a bancas, come te la vedete in San Domus degli Anas. E vivono fissa questa copertura. La Domus degli Anas del Noendale è chiamata Dessa Domo, che così per tutta questa copertura, questa trae centrale e la trae laterale, ti fa che questa copertura a doppio spiovente, come te finore. Bella meta di dire. Da voi in ogni domo vai da una aposento denantisi, in italiano si chiama l'anticella, cioè solo sta gente per arrezzire con l'anticella. L'anticella fu di semicircolare, cioè mesutunda, e fu di mesutunda sempre per rispettare così che fu questa posizione sociale di questa militare, sul senso che ognuno deve dare sul comando quando fu di senso, quindi tutto fu pare quando si eserciano, quindi so penso di questo villaggio che comandaia da noi da posizione di privilegio quando si eserciano. Questo sul suo interno adesso Domus degli Anni, noi che siamo in Mesoemonte, un'altra necropoli, il suo territorio meridionale di Russi, bella meta, come te vedete. E noi che abbiamo su addirittura, questo che vedete interno su braccieri, questo che noi si preiamo su, e tanto proprio sul focolare, sul fuoco che si paghiva, non su trippi, noi che segnalo su 3 piedi, che serviva per combinare questa cosa intro sopra sul fuoco. Un'altra particolarità dei nomi vedete questa base di questa colonna che è molto importante e in altra Domus degli Anas noi abbiamo visto inizialmente a suo capitello, questo vuol dire che sono greco, non sono inventato nulla, perché noi già dai tanti 30 anni prima sono greco,
facciamo la base della colonna e fino a suo capitello finale. Noi la volete rappresentare soccorro sul taurino, però come dai altre interpretazioni si è fatta dai vari, hanno stabilito che fino al neolitico noi siamo andati in nave, viaggiamo e quindi questa non fu più che con la taurina che abbiamo visto che sa pronto, ma se questa fu in nave e questa rappresentazione della nave che usciva dai Sardegna e andava a militare, sono stato un luogo dove subito. Questa invece sono pronto nel taurino, su Drao, disegnato. Questo è proprio Santicella che si deve un sottrattetto proprio come te mi dite, sino che a raggiera, cioè a raggio fatto e fu in mezzo d'unda. Tant'è che noi quando entriamo in tutta grotta, ne eravamo in corona, in corona proprio con questa produzione che era preso d'unda. Ma poi questa corona di chi è diventata? Questa corona è diventata sul simbolo del suo re e questa corona da voi sapete la corona rappresenta proprio il suo re in persona. Questa istituzione del suo re. Questa è un'altra domosdeliana particolare fatta in un grasso umano. Questa è la domosdeliana paesana, questa è l'unica fatta in questa maniera. E questa è bella meta e in nome misure di piede sopra che ha la particolarità che non può pottonare. Questa domosdeliana noi siamo stati ancora in cavalla e tutta la musica noi quando siamo andati a vivere esatta la domosdeliana e l'abbiamo portato su numero del domo che si sta battendo che una pedra calcarea che fa dai sopra che è formata dai infuttiamento del sabato e come te vi dite se ancora questa canta convaccata noi è il cavalla. E noi siamo su questa necropoli e sa di asile, questa è segnalata dopo questa cappella che ha avuto su, la sa dopo, non si include più fondi, tutto suo potale, che non veniva sa sofferta, suo sex voto, che andava da sa tumba, se andava veniva a Saghera, veniva da altre cose, come si fa che noi che andavamo su un camposanto e quindi sa cosa o sono morto. Questa si narra tumba del Sacresidra è tutta canta disegnata con i temini del Sarrombo, bella meta ed è proprio particolare di questo disegno fatto voi, tutta canta disegnata sul muro della tumba fino a Pagoso in Sardegna. Questa invece è la tumba del Subuile, una chiamata carica, avete intro, come te dite, hanno fondato l'otto canto, il suo pastore va fatto, inizialmente sul luogo su e possa sapere che però è una tumba manna mega, proprio gigante, tant'è che si può entrare tranquillamente a Sarea e vada al documento. Un'altra tumba manna mega, una delle più manna della Sardegna, è la tumba maggiore, sempre in questa di asile, ha 24 ambienti, 24 camere a partire, un labirinto ed è bella vera che parla pizzamente dell'elemento architettonico come te cosa pronto ma se chi mi resi nuovo. Questo è la parte intro di asile, sempre la tumba maggiore. Questo invece è la tumba da trifuzzo, che è fatta è il cavallo che pare un trifuzzo proprio, con questo elemento si saltano sopra. Architettonicamente la bella vela questa è un'altra necropoli, pensate che non andavo già come ventonato, Kimbe necropoli sul territorio rosso, sul territorio dai minore, un'altra nazionale del territorio e questo su un elemento che pare naturale e pare di una gara e invece sono artificiali, soprattutto non fatto dai sogni, proprio è una rocca bella manna fatta con due soggi su un'area a forma di disco. Questa è un'altra tumba invece isolata, un ipogeo, questa località del Suittu, questa parte settentrionale del territorio di Russia. Questa è un'altra tumba sempre in questa zona, che addirittura si vede bene come sul portello, lui si cavatura del suo portello può entrare. Lavoriamo su questa tumba a prospetto architettonico, è stata mosdeliana e sono secolo da voi che hanno seguito sul periodo neolitico, su unità sempre imprecata, se vero veniva modificata e quindi di vari anni si entrata sul prospetto architettonico, come è stata mosdeliana sul periodo nuragico, quindi la modifica ieri si entrata.
da questo momento che hanno già tutto quanto su materiale, non fa che un altro che adeguare sa passata, sa musdeiana, sa su dentro, con se ne si stele e più architettura. Columbari, su Columbari, quindi solo cosa sono molto, quindi hanno chiamato Columbari, causa sa Columbas rappresentano proprio s'anima del suo mondo, così che io la iana, a dare il nostro che e noi come vedete siamo sopra la musdeiana, su pezzi di ara, sarà pure saltare di danno, tanto perché sono sacrificio, sono dono, sono deo, sono sono animali, e questo proprio rappresenta proprio un'ara con tutto quanto su saltare, sopra una musdeiana. Questo invece è un'ara a Belu, che noi siamo usati in nuovi territori di Rossi, in zona del Monte Giocco, e proprio in mezzo sulla terra, che l'hanno usato da legare. A quanto pare però anche si crea naturale. Ma poi il suo periodo successivo, si chiama un video, questa tumba si appena fatta, con l'altro come te vedete, si nota dei calcare, porto dei gai, e quindi pagano questa tumba a corridore. Da poi ponevano l'altra sopra, poi la copaccata. E noi che questa tumba è stata coperta con caso, quando alcuni battente tutti strada sulla di Desinoghe, e quindi intro l'hanno cantato pintata con tutto un altro soccorrente, so scheletro, proprio come che essere di stata appena fatta. A caso in un museo dove tutti la vedono. Questa è un'altra tumba a corridore, come ti dite, se no che non sa l'altra, sono attesi sul territorio dei Rossi, e noi si dettata, questa montagna che vedete si buttare sul territorio del Tartaro. Lavoriamo su tutta la musdeiana, siamo studenti sull'unità sempreata, e noi ad esempio la sempreata può fare l'acqua, proprio non sa vuole fare subini. Infatti sa cruta e soll'acqua, e sono incappato con questa rocca, sono bellissimo ridere, quindi non si può prendere il canto del Cusana, capite, sull'unità sempreata, sa o secolo se secolo. E vedete se questo è un tocco stato musdeiano sul territorio di Russi, tanto Pindaro, tanto sono necropoli e i progetti sul territorio a nord e sul territorio a sud. E questo a tumba è un suo prospetto architettonico, che sono fatto da voi il periodo seguente. Poi abbiamo superiore nuraggio, che inizia sul 1800 e fino sul 900 in anni dei Greci. E noi che abbiamo su vita fortificata, porta fortificata, e noi si nota ad esempio in una vita fortificata che sa su una che è venuta, che vi dire se proprio noi a oggi sono desiderati, e di noi che la fortificazione, una vita fortificata. Questo sono fra i nuragico che sono sulle Rossi. A presumere questo è un sacco, però ancora sicuramente non ci siamo incapaci della sovrintendenza, noi più manchi in testa. Andiamo su Durà che si è occupato di calcare, Durà che piano, Cortelottere, Petteruta, che è su villaggio che ha più di chiese, gruppi 9, Formigiose si è appunto usata le Ossi, Nannareggio, questo è l'unico nuraghe in materiale non calcareo ma basaltico sul territorio di Rossi, che oltre a questa parte meridionale sul territorio va fatto una volta del basalto e dentro di creare questa vetra del suo territorio. Nuraghe in Piraula, Saghintosera, Santo Martine, Sisini, Sulitto, Zeccania, Tres Nuraghes, e quello che si può stimolare siamo adesso. Poi dopo video sono murari che sono tutti interrati, sono tutti rutto. Quindi che non si è mai, io non capisco mai un intervento in Perù un murale, mai una volta noi che abbiamo visto un murale, i nostri, tu si impalcatura, o tutto può diventare, sa marcia, sa che vi greco in libro, può dire, può bene tutto, mai. Ed è un disastro totale in Sardegna, che su come Cartirosso e tutta la casa Sardegna. Noi ancora non abbiamo preso in tutta questa civiltà è più umana che tutto quanto sotto il terraneo si vede un neolitico. Non l'abbiamo preso, noi li studiamo, sulla segrenza che hanno venuto su un lago
e come chi dico su una politina di letra, quando invece in cui va la vittoria manna meta de civiltà. Comunque sul villaggio siamo andati a Giuette, sul villaggio così importante, le Ossie, Pintro Saida, come vedete vanno fregato tutto quanto in tundu e sul villaggio è il termine sono messi il traghetto 400 metri e sopra sul villaggio sono tutti usati. Siamo andati a Giuva e tutta Milano sapevamo che subane, però a voi le altre interpretazioni invece si accusa a noi, si dicono poi tu già la pena, tu già la pena. Escuchiamo su, con piacere. Benissimo. Benissimo. Noi che dopo di subane, però non è come di subane, tutta pure un luogo un po' battigiare esattamente, cioè pure un luogo in esattamente andai si purifica da samba e quindi sul battesimo di tanto si lezia da tutto sotto il territorio se finante non ha nato il territorio del subrigo che siamo sudani però sicuramente non può fare subane dicono benissimo il bicchiere di una banca che ha un bicchiere di subane che è trivagliato quindi se la banca poverina non poteva fare subane questa vetra e su calcare e quindi di conseguenza questa interpretazione che viene data come è proprio di una bassa sacra di noi questa gente andrà a si purificare cauta sabba pure elementi purificatore che entrega di cui quindi no che si può dire sicuramente più dire sono depositi del sabba, messa a casa, sabba veniva di candida, come si sa, come tutti i sa roba da questo secolo passato, e quindi hai nel dinero questa possibilità di essere pagata. E quindi tu di una fontana delle cose purificate, una bassa, tutta pelleata ad esezione, è più importante meta, che avete venuto a Minappaga, c'è le sardine, e tutto quanto sul villaggio, come vedete saltiamo su tutto il tundu e noi arrivi proprio sul villaggio, saltiamo fra i cani proprio sopra sul villaggio. Potete vedere, se no che in sezione su Visigere è solo una vattene, su Muraghe che ha un esatto per tutto quanto su, ancora l'ha ricavato ma la torna a sotterrare, non lasciare in mano a sorvandala, perché non paga elemento, se da qui chi sepa la pizza se ne una volta rapida, chi lo pensa ancora lo affettano a visitare dai salzenti, quindi non produce nulla sul luogo, questa cultura è non produce nulla. Questa sagatina tutto sono uraghe, se presente sinossi, ed è frutta naturale, se potete vedere se oltre sono uraghe, se il territorio è pieno di frutta naturale, se da voi andiamo a vedere cartone. Sul periodo punico romano e bizantino hanno sul Santa Vittoria adattato la sepoltura Zinziro, un giorno a Manna, segno che venivano sono molto sintro e lo sotterraneo. Amo da voi il suo periodo punico costruzione di questo genere che adattano sul territorio Salate Meridionale e questa è un'area che siede del suo periodo punico, manca di nuovo questo punico sono che sono su questo il suo punico sono arrivato a Santa Vittoria da quel culto su Sartubas a Cascione, come si fa in questo periodo, tumba singola, ma una pizza collettiva, se non non solo molto, ma che non è una pizza più di uno. E questo è sempre Sartuba a Cascione, che cattavo solo per il cammino, lavoriamo invece sul periodo romano, abbiamo su un luogo che si chiama Saidazza, in cui agattavamo il muretto di divisione da una lacca a satira dei terrino, colonna romana, basamento del periodo romano, poi te vedete no, la colonna che fa nel muretto, divisorio, e in questa zona dove va inizialmente una terma che è appagata. Questa è strada romana che da Iossi che va da Caseghe, e tutto sul sottoscritto romano che sono sul diritto di Ossi. Come te viene di Sara, si chiama mia pubblica, quindi a Ossi non mette arrivato. Però la costruzione, la nave è influenzata da questo periodo, quindi si narra una punica, mancare che sono punico, sei non abbiamo su tutto accanto una serie di onomastica bizantina, che sono santi, sono primo santo che sono arrivato ai noghe, che hanno la voce religione cambiata, che è arrivato sul cristianesimo, sono arrivato a santo se hanno pregato la vita di lui sul diritto di Russia. Questa sono già come un'ecana, che da sono diventata già brutta, e da sono diventata chentina, o suini, e sono pensamente appena, la magari su chentina,
Cina, la vita è comoda, uno è su un mano a meta e un uomo entra la Sarea senza si incinare. Come andavamo sul periodo invece medievale, loro sul periodo stato indipendente, tornare alla Chiesa si rende indipendente sul bizantino del sottighetto, però noi chi su chi? Salto pagata, Salatta e Sabarbacia, tu c'è indipendente con uno spittone che al momento sono signati e di sicuro pensa il periodo innanzi ancora. Però non va da documento sopra i gruppi e quindi fagli uso partire dai sottighetto come tenevano su sicuri. E quindi noi siamo in Sardegna, la chiesa medievale di Nostra Signora de Sifani. Tanto tutta la chiesa in Sardegna che si chiama di Nostra Signora fu un tutto santuario dedicato, integrato a Sadea femmina. Quindi in questo caso fu dedicato a Sadea, con Nostra Signora Diana, che fu la protettrice del suo buco, del Sassilvas. E il suo numero è restato, quindi sono cristiano non hanno fatto altro che cambiare Nostra Signora, Sadea, fisicamente a Signora dando Sadeas, e gli dedicava la chiesa ai nebbioni già sul santuario. E questa è bella meta che continua che hanno cantato inizialmente su Camposanto, su Tumbas, chi vede di sino in primo piano. Questa è Santa Margherita de Mara, come tutta foto è messi che mancano come, o è la chiesa è Samedale è tornata in terra, e su come Dio immaginate l'ignoranza che chiede, non ha da manco reale, che mettono sotto il tubo sui innocenti, poi la puntellare e la denegare. Chi corta una cazzata, ne leggiamo sopra i canuli, paga la giornata e ti muove sul tubo innocente e ti firma da una chiesa. No, che per l'ignoranza la poi fa che danno sugli irrecuperabili. Questo è Santo Giovanni de Noale, sa chiesa di Santo Giovanni invece pure il santuario sono dedicato a suo dio Apollo, a suo dio del salute, e si fa che sono solstizio d'estate e inverno. E noi abbiamo fatto un paraggio inizialmente dai Vago e proprio sulle salie di Santo Giovanni, proprio si fa che compare se affida del Focarone. E invece questa tradizione che vede proprio del dio Apollo compare del Focarone. Compare del Comare. L'unica chiesa medievale che restava in pé decente e la chiesa di Sant'Antonio di Briai, che io che parla un iscritto all'H, siamo all'H, sul comune di Fioline, sentendo che una gara sono sceso su Fiorinese, a chiesa in via da caparrare la chiesa, e poi sono attenta conto ed è arrivata a pensare a noi in condizioni proprio perfette. Santa Tessicoltura non la dà la chiesa di Santa Caterina del Sai, che sono stato proprio paga pedra di struttura. Questo invece è la chiesa di Santo Betto di Ursi. Noi nell'antichità, nel suo medievale, abbiamo arrivato in via questo passaggio che era la sacrifica antico, fatto a voto da Montefides e Detesinata, fatta in questa maniera, ed è per la meta di idere manca di come si tratta, noi visitato, noi siamo entrati a Trampa, a Sacua e abbiamo fatto questa fotografia. Sempre da questo periodo eravamo sul Vago a Butti, se ne studiamo di Sara, canto da voi sul periodo a Corea, da Buccato con Savasco, su Gloria, sono entrato sul Solo di Doro, per sopra la Spina, e eravamo in corso sul sistema feudale, sa che già pure in cui era modificata, e noi che vai da Saccheggia di Santo Bertolo, vai da vestimenta un vento. E questa si tratta su Saccoluna, e su Biostro e su Vento, che su Mille Baccocchente, su un parco del superiore, del superiore. E sono intro una doma privata. È sempre intro questa doma privata, Saccolona mette inizialmente su tutto del sabato di Santo Bertolo, che è ancora portabile. Cioè, sabato in questo punto non è mai mancata in tutta l'esistenza di Us. Ed è sempre pulita, analizzata, sempre meglio. Stava tutto sul periodo feudale, quindi di conseguenza Ursula era diventata
baronia ha inizialmente su questa persona baronale, e questa persona però fu un fraio ancora più antico. Ed è sicuro che a parte questa fortificazione di uso di una ilha fortificata e si definisce la struttura del Como in trende in salita. Come ti sia, sull'argine baronale sicuramente veniva chiamato casermaezza della Necut in terra, con arrere e signoranza che puntano che sia la comprendere questa differenza tra Santigo e Suez della Necut in terra e mi hanno pregato il comune da lui. Questa fu una statua nobiliare degli Ossi in cui è introdotto su Mattesi parlano punto che abbia sempre netta pottabile. Questa da voi sono saccheggia che sono macchine su 1500 appena fuori dai Saida e narano su questa divinato che si fu in Mannende ed è saccheggia di Santa Lupe. Narana che quasi tutto mena che c'è di Santa Lupe in Sardegna si è iniziata chiamata Sagai che in altri fu in sinagoga da voi subito a 90 quando Ferdinando d'Aragona che ha incazzato dai torturato sul preso dai Simbagna tutta questa sinagoga pensava che in Sardegna sarà udata in chiesa di Santa Lupe. Da voi in più da voi noi siamo a Babù, quindi abbiamo un mulino idraulico che facciamo sul territorio di Sura questa Sardegna e sono un villaggio medievale, quindi si chiede sempre Sandera che abbiamo visto sul Olimpico, sul Muraggio, quindi noi Sardegna non è mai mancata, è sempre seguita e hanno su 6 villaggi medievali, documentato tutto il documento medievale, di su un canto bagaia di rendita a Saghescia, a Decima, a Settotura. La baronia de Ossi da voi, questo è il sistema del Soppidas de Ossi, è su una famiglia che era la meno importante questa rivoluzione angioiana, che non fu nobile e hanno ottenuto sulla Paderato e su 1747-49. Come si sia, sicuramente era una disputa tra che molto sul barone di Ossi, noi era Pizzamascio, tanto sul fisco ha requisito la baronia e l'ha dato un affidamento a Soppidas quasi dei Cannos. Soppidas la renta conto in una maniera incredibile, compagnia pubblica, proprio privagliare la fossa comunitaria e essendo osseso naturalmente venivano a tenere conto della baronia e a si pagare il carrello dai aziende. Finita, tanto sul fisco non vende questa baronia Soppidas, la ordinaria non è una meta, e vende questa baronia a su Don Antonio Manca, che quindi Marchese di Mores, Conte dei Vissi, per lo titolo è diventato Luca della Sinara, a Sabile, quando si è conquistato un titolo a pagamento. Quindi si è conquistato tutto un titolo pagando sul fisco e tale ha pagato cacchitosamente 30 anni di rendita della baronia sul fisco piemontese. Quindi semplicemente le cantonie questa baronia con 30 anni. Cioè tutto la tassa adesso nel senso con 30 anni si è contata questa baronia ai gruppo, oltre a Ossi di fattissimi. Quindi ti ha fatto questo barone Don Antonio Manzi. Ma poi si queria fare questo lo stesso. Il Faga non sono lo stesso e quindi a partire da tutto lo stesso l'aumento del tributo di incalesi a maniera lo stesso ripellato e l'hanno chiamato in giudizio in Tattari, la governazione del Tattari di noi lo stesso che aveva detto altissimo di barone in Tattari quindi con chiesto il giudice se sono governatore lo stesso dove hanno rifuso in Castello e hanno chiuso e quindi da dentro un maseru, 4 anni, ma poi a tornare a venire l'ora aumento del tributo, inizialmente accanto e che copiava la rivoluzione angioiana, cioè la rivoluzione non tanto che è Angioi, ma l'avvocato Cilocco e Mundula che sono andati e un pare a Tottagante, sono zappatore, sono passaggio del suo locutore e hanno occupato la città di Tattari. Questa occupazione